Benvenuti amici di mattoscacco.com. In questo nuovo video prendo in considerazione una domanda che mi è stata posta spesso come nei commenti sotto i video, ma quali sono le aperture migliori per i principianti? Allora c'è da fare una piccola premessa, che l'apertura sarebbe l'ultima cosa che un neofita dovrebbe studiare. Perché? Perché prima si impara a giocare secondo i principi generali, poi ha senso solo in un secondo momento studiare l'apertura. Perché? Te lo spiego subito. Perché noi possiamo studiare benissimo che dopo questa mossa il nero ci può rispondere questo, allora noi facciamo questo, allora lui fa questo, allora noi facciamo questo. E siamo già arrivati, diciamo, alla terza mossa, che diciamo va bene, si può arrivare in profondità anche di 10, 11, 12, 13 mosse, dipende sempre dal grado di profondità di studio delle aperture. Ma il problema qual è? È che se noi siamo dei neofiti, e quindi anche il nostro avversario lo è, dove c'è scritto che noi a seguito di queste mosse il nostro avversario risponde così? Se il nostro avversario risponde così, dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo letto sul libro o visto in un video? Dobbiamo continuare con Alfiere B5? In questo caso non ha senso, anzi, in questo caso permettiamo al nero di costruire questa bellissima struttura di pedoni. Quindi per questo le aperture in un primo momento non andrebbero neanche considerate, anzi bisognerebbe partire a studiare i finali di pedone elementare, poi solo in un secondo momento le aperture, perché semplicemente il nostro avversario non le conosce e quindi è inutile che noi entriamo in una mole di teoria se poi non sappiamo sfruttare questa teoria, perché semplicemente il nostro avversario non risponde secondo le mosse della teoria. Ma che cosa sono le aperture? Le aperture sono una serie di mosse prestabilite, ma non è che si è svegliato qualcuno e dice guardate, dopo questa mossa bisogna fare questa mossa, semplicemente sono le mosse migliori che tu puoi fare in quella posizione. Stop. Queste mosse sono state selezionate migliori dopo centinaia e centinaia di partite esaminate, dopo che sono arrivati con l'avvento di motori scacchistici che ci danno una mano ad analizzare le situazioni e dicono guarda, qui in questa posizione una delle risposte migliori è sicuramente questa. Dopo di questa la risposta più forte è questa qui, eccetera, eccetera. Questo è quello che fanno le aperture. Ma se il tuo avversario non risponde così e risponde con una mossa diversa, tu non devi continuare come una scimmia a ripetere tutte le mosse che hai imparato a memoria, ma devi andare a punire il tuo avversario. Quindi questa è la prima cosa importante. Dopo esamineremo alcune partite di giocatori agli inizi che hanno commesso questi errori, che li andremo a vedere. Un altro discorso che fa il neofita è gioco subito per dare matto, sperando che il mio avversario non se ne accorga. Per esempio, E4 e 5, donna F3, chi di noi non ha mai giocato agli inizi donna F3 o donna H5? Lo scopo è quello di dare il famoso matto del barbiere, quindi io sfido innanzitutto, anzi non sfido, chiedo di non giudicare nei commenti sotto questo video chi gioca in questo modo, perché siamo tutti partiti da qui, quindi non sentiamoci superiori di nessuno in nessun modo, è un gioco, è divertimento, quindi ci sta che ognuno passi da questi step prima di migliorare. Donna F3, supponiamo che il nostro avversario risponda in modo poco attivo, a 6, alfiere C4, un'altra mossa poco attiva e qui c'è semplicemente il matto in F7. Ora, se tu riesci a chiudere una partita del genere in 4 mosse, che cosa hai imparato? Niente. Hai vinto sicuramente la partita, bravo, complimenti, ma non hai imparato niente di nuovo. Hai fatto il tuo trucchetto, ti è andata bene perché il tuo avversario non sapeva come difendersi e hai finito la partita. Ma se trovi a un certo punto un avversario che si sa difendere, non so tanto se ti diverte la cosa. Qui puoi fare tranquillamente cavallo F6 e innanzitutto c'è questo cavallo che già ti ha tolto la possibilità di attacco frontale. E adesso alfiere C4, tranquillamente qui può esserci anche un C6 subito con l'idea di spingere D5, oppure cavallo C6 anche, che non è male. Qui dici ok, intanto qui mi sviluppo, metto fuori il cavallo. E attenzione che qui sono già casini, qui sono già rogne, qui c'è già cavallo D4 che ti minaccia la donna e ti minaccia il punto C2 e col punto C2 ti minaccia l'attacco doppio tra re e torre. Quindi qui sei già costretto o a ritornare a casa o mettere la donna, peggio ancora forse in questa casa dove non si sa bene che cosa possa fare.
Quindi il discorso del neofita è io faccio questa mossa sperando che il mio avversario non se ne accorga così, però tu non devi giocare, questo è il grande segreto degli scacchi, tu non devi giocare sperando che il tuo avversario non la veda, sperando che il tuo avversario non se ne accorga, ma tu devi giocare sperando che il tuo avversario faccia la mossa migliore, prevedendo la mossa migliore del tuo avversario. Così che si gioca a scacchi. Non, adesso spero che non la vede. No, questo è un ragionamento da principiante. Il ragionamento da giocatore intermedio barra avanzato è cercare di prevedere la risposta migliore. Ecco che allora non regge più il gioco, perché se io dico dopo donna F3 basta un semplice cavallo F6 e sono finiti e chiudo baracca e burattini, basta. Lui mi ha fatto la risposta migliore e ora cosa me ne faccio di questa donna in F3 che ha lasciato questo punto debole in C2? Allora questo cavallo inizierà a rompermi un po' le scatole. Sì, posso giocare C3 a un certo punto per evitare le entrate di cavallo, sì, però non stiamo rispettando comunque le regole dell'apertura che dice di sviluppare i pezzi velocemente e la donna non fa parte dei pezzi leggeri, chiaramente. Quindi queste sono le cose, i ragionamenti che devi fare per fare il famoso salto di qualità. Adesso andiamo a vedere alcune partite dove ti voglio mostrare una cosa. Bene, adesso voglio mostrarti questa partita che è andata in questo modo, E4, E5, cavallo C3, aperture piuttosto strane, difesa altrettanto insolita. Vado abbastanza veloce perché non voglio ora commentare l'apertura, comunque qui i giocatori stanno giocando in modo solido, stanno sviluppando anche in modo simmetrico, arrocco, donna D7, donna D2, H6, torre in A va in D1, torre C8, donna C8, mossa un po' strana, cavallo in BD7, H3, donna D8, si stanno perdendo tempi, cavallo in A4, arrocco corto, C3 e ora su C3 il nero gioca cavallo H7. Questo è stato un grave errore. Qui bisognava approfittare del fatto che ora questo cavallo non ha ritirate di nessun tipo, non può andare da nessuna parte. Quindi a seguito di B5 il bianco avrebbe semplicemente perso il cavallo. Stop, si vinceva la partita, poiché con un pezzo di vantaggio in più, solitamente se si gioca abbastanza bene, la partita si vince. Stop, finiva la partita qui, invece cavallo H7 con piani insomma che possono essere giusti o meno, però si poteva vincere subito. Questo è quello che ti dicevo quando aspettare l'errore dell'avversario. Guardiamo un'altra partita, un'altra posizione. E4, C5, ancora difesa siciliana, B3, E6, donna F3 e qui il nero gioca a 6. Ora, qui sicuramente il nero conosce questa variante della siciliana dove i due pedoni si mettono in questo modo, la donna va in C7 e sicuramente ci sta, ci sta. Però bisogna sempre cimentarsi all'interno della posizione. Qui cosa non sta facendo il bianco? Non sta controllando il centro. Donna F3 nella siciliana non si è mai vista. Ora è inutile continuare con A6, donna C7, eccetera, eccetera, ma semplicemente qui un bellissimo D5 ed era bellissima come posizione. Qui il nero stava da Dio, però ha continuato comunque a giocare secondo l'apertura. Sbagliato, perché il bianco non sta giocando secondo l'apertura. Fiere B2, cavallo C6, cavallo A3, cavallo all'esterno. Attenzione, il cavallo all'esterno è facilmente bloccabile, basta un semplice spinta B5, questo cavallo non sa più dove andare. Donna G7, finalmente il nero è riuscito a mettere la donna qui, torre C1, B5, eccola qui la spinta B5, G3, mossa un po', alfiere B7, alfiere G2, cavallo in E5, cambio dell'alfiere per il cavallo, donna per alfiere e qui donna D3. E il nero qui giocò C4 cercando di dare un po' noia alla donna, ma dopo un semplice cambio si riprende il pedone senza problemi, si può prendere anche di cavallo, insomma. Qui anziché C4, se uno aguzzava bene gli occhi, se uno spalancava bene gli occhi, c'era donna B2 con un semplice attacco doppio fra cavallo e torre.
Qui uno dei due pezzi lo si metteva in salvo, l'altro si perdeva. Boom, avevi vinto la partita, stop, non c'è altro da fare. Altro esempio. Vediamoci invece quest'altra partita, E4, E5, F3, F3, attenzione a queste mosse, alfiere C5, questi due pedoni sono sacri, attenzione a come si muovono. Cavallo E2 che blocca anche lo sviluppo dell'alfiere, donna H4, giusto? G3, donna H6, alfiere G2, donna B6 cercando un attacco che in realtà non porta a nulla, D4 e per D4 arrocco corto e ora qui viene giocato cavallo F6. Peccato, cavallo F6 è un peccato. Qui c'era semplicemente D3 come mossa, D3 si attacca al cavallo e allo stesso tempo è uno scacco di scoperta. Il re si deve togliere dallo scacco e si perde il cavallo. Cioè, basta veramente stare attenti perché la mossa che ti fa vincere la partita, appunto in una partita fra neofiti, è sempre dietro l'angolo. Quindi è inutile cercare cose strane, andare giù come un treno. Qui c'era questo scacco di scoperta con attacco al cavallo. Quindi, morale della favola, non concentrarti sulle aperture, è inutile che ti studi a memoria, sai tutti i nomi delle aperture, quando poi i tuoi avversari non giocano secondo quelle linee migliori, perciò devi capire le logiche che stanno dietro al gioco per capire come punire i tuoi avversari quando non fanno le mosse migliori. Stop. Solo quando arrivi ad un certo livello allora ha senso studiarle, poiché anche i tuoi avversari utilizzano le mosse migliori e lì ti conviene rispondere con mosse altrettanto buone prima che la partita si chiuda veramente in apertura. Ok? Quindi questi erano i miei consigli di oggi, spero che il video ti sia piaciuto. Come al solito ti invito a lasciare un like, lasciare un commento e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale. Noi ci vediamo presto, ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!